ben ritrovati. Anche quest'oggi vi propongo una ricetta veneta, le costicine di maiale con la verza. In Veneto detto costesine di maiale con verza soffregata. Gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono le costicine di maiale, una verza, una cipolla, dell'aglio e del rosmarino, dell'aceto di vino bianco, dell'olio d'oliva, del sale e del pepe e anche del vino bianco secco. Iniziamo dalla preparazione della verza, che ha una cottura un po' lunga, nel senso che ci vorrà almeno una mezz'ora, anche 40 minuti, e la tagliamo a listarelle. Io elimino anche la parte centrale perché è piuttosto dura. Ora tagliamo a piccole fettine anche la cipolla per mettere su poi la verza. Iniziamo con preparare la verza. Allora mettiamo una padella a scaldare nel fuoco, mettiamo dell'olio d'oliva e facciamo soffriggere un po' di cipolla. Ora aggiungiamo la verza tagliata precedentemente e tra qualche minuto andiamo ad aggiungere il sale e il pepe. A questo punto, quando si sono un pochino insaporite con la cipolla, aggiungiamo il sale ed il pepe e poi, prima di andarle a cuocere con la fiamma bassa ed il coperchio, perché da qui deriva proprio la parola soffregare, perché sono chiuse nella pentola, andiamo ad aggiungere anche un pochino di acqua calda, perché la cottura, come vi dicevo, è un po' lunga, quindi rischiano sennò poi di attaccarsi sulla pentola. E a questo punto, che abbiamo messo queste cose, questi ingredienti, possiamo abbassare il fuoco e chiudere con il coperchio e lasciarla in cottura almeno una mezz'ora. Ora partiamo con la cottura delle costicine di maiale. Abbiamo scaldato la padella, mettiamo il nostro olio d'oliva, non ne serve moltissimo perché comunque loro rilasciano il loro grasso naturale. Poi mettiamo i nostri 2 spicchi d'aglio e mettiamo appunto le costine. Le facciamo rosolare, quindi a fuoco vivace. E poi le sfumiamo con del vino bianco. Aggiungiamo il rosmarino, un pochino di sale, poi eventualmente mettetene poco che poi farete sempre in tempo ad aggiungerlo, il pepe, giriamo un pochino le costine in modo che si sigilli la carne. Sfumiamo con il vino bianco, fiamma vivace, non sopra direttamente alla carne ma sempre nei bordi della pentola. E poi a questo punto, quando ha evaporato l'alcol, abbassiamo la fiamma, chiudiamo la pentola con il coperchio e lasciamo cuocere. Anche qui ci vorrà sicuramente almeno una mezz'ora, 40 minuti di cottura, perché la carne deve essere ben cotta. A questo punto, dopo però circa un'ora di cottura, la verza è pronta per poter essere aggiunto l'aceto, in quanto quando il coperchio era chiuso il vapore aveva smesso di uscire. Allora noi andiamo ad alzare un pochino la fiamma e aggiungiamo un po' di aceto bianco in base alla vostra anche preferenza sulla quantità
in modo poi da mescolarle, che prende il gusto proprio anche dell'aceto, e tra qualche minuto lo andremo ad aggiungere alle costicine, che sono anche loro ormai pronte. Le nostre costicine sono anche loro pronte, ho tolto il rosmarino e andiamo a soffocarle, come si suol dire, con le verze. A questo punto le lasciamo ancora sul fuoco qualche minuto, anche 5 minuti, perché si devono logicamente ben insaporire e poi saranno pronte per essere mangiate. Ecco, le nostre costicine con le verze soffregare sono pronte. Io vi consiglio anche di degustarle bevendo un buon calice di Raboso, che è un vino veneto. Grazie, io vi aspetto alla prossima video ricetta. Continuate a seguirmi anche nella pagina di Degusta e Scopri il Veneto. Ciao, grazie, a presto!